Buonasera e ben ritornati a questa nuova edizione del TG di Prealpina.it. In apertura una buona notizia per il territorio. Oggi Regione Lombardia ha stanziato poco meno di 32 milioni di euro per un importante intervento di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Saronno Centro. La delibera è stata approvata dalla Giunta Fontana su proposta dell'assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi, con l'obiettivo di riqualificare la stazione, le aree circostanti e il vicino polo tecnologico. Come spiega l'assessore, i finanziamenti messi in campo per l'area della stazione di Saronno sono regionali e derivano dal piano Lombardia. La riorganizzazione generale del polo comprenderà anche i percorsi di accesso e le aree di parcheggio, significativi anche gli interventi per i collegamenti ciclopedonali. Tutti i dettagli del progetto li trovate su prealpina.it. Restiamo a Palazzo Lombardia per un'altra notizia importante per il territorio. Questo pomeriggio il Consiglio regionale ha respinto la richiesta di chiudere il termovalorizzatore ex Accam di Busto Arsizio. La mozione sulla dismissione degli impianti vetusti e poco efficienti era stata proposta dal Movimento 5 Stelle con primo firmatario il capogruppo Roberto Cenci. L'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo ha argomentato le ragioni per cui la Regione lascia ai proprietari dei termovalorizzatori la possibilità di recuperare o dismettere gli impianti, poi la mozione è stata respinta con 34 voti su 55, mentre a favore aveva votato solo in 20, un consigliere si è astenuto. Neotalia potrà quindi procedere col suo piano industriale che tra l'altro prevede il ripotenziamento dell'impianto di Borsano. E ora Varese. Bisognerà attendere il 24 maggio per la sentenza del processo a carico del 27enne animatore varesino accusato di aver stuprato una ragazza di 15 anni in un villaggio turistico a Creta nel 2017. Il Tribunale ha infatti deciso oggi che è assolutamente necessario l'esame della parte offesa, che fu ascoltata solo dal GIP 5 anni fa in sede di incidente probatorio. La giovane, residente nella provincia di Pavia, sarà ascoltata in un'udienza a porte chiuse. Per l'imputato il PM aveva chiesto 7 anni e mezzo di carcere, la difesa aveva invece chiesto l'assoluzione, parlando di rapporto consensuale e mettendo in dubbio l'attendibilità della ragazzina, che lo stesso anno denunciò un altro giovane, suo concittadino, per aver abusato di lei. Allora il fascicolo fu archiviato. E ora spostiamoci a Gallarate, dove a Caiello i residenti sono preoccupati. Nel quartiere si vive bene, ma anche gli ultimi negozi stanno chiudendo. Vediamo il video di Elisa Ranzetta. Caiello è sempre Caiello, non è che c'è degrado, negozi che chiudono. Poi la pandemia, le spese sono enormi, i negozi chiudono. L'edicola a Caiello è l'ultima ad aver chiuso. Altri negozi del quartiere, però, potrebbero fare lo stesso di qui a qualche mese e così il rione si trova sospeso tra la voglia di rilancio e la fatica dei commercianti. Si sta a Caiello? Caiello si sta bene, è un posto tranquillo, potrebbero esserci più negozi effettivamente. Una speranza viene dall'ipotesi di portare in piazza il mercato rionale. Se ne riparla, però, dopo l'estate. E ora a Turbigo, dove la notte scorsa si è verificata una spaccata ai danni di un noto negozio di elettronica e strumentazioni per ufficio, tra cui stampanti e personal computer. I ladri sono penetrati all'interno dell'esercizio commerciale Aresi di via Milano, spaccando una vetrata, arraffato tutto quello che potevano arraffare, si sono allontanati prima che l'antifurto richiamasse sul posto le forze dell'ordine. La valutazione dei danni è ancora in corso. La proprietà ha sporto denuncia, le indagini sono state affidate ai carabinieri. A chiudere lo sport, la Pro Patria sarà domani sera a Trieste, impegnata nel secondo turno dei play-off che potrebbero valere alla squadra la Serie B. Vediamo come il tecnico dei Tigrotti Massimo Sala inquadra la sfida. Il calcio è bello perché ti dà la possibilità di avere sempre un obiettivo la settimana dopo, no? Ha raggiunto il primo obiettivo, non ci siamo fermati, non abbiamo mai pensato di fermarci perché avevamo l'opportunità di entrare prima nei play-off. Settimana scorsa di passare il primo turno di playoff che per noi negli ultimi 4 anni non era mai successo. Devo dire che sia i ragazzi che tutto lo staff, che quindi anche la società vive di queste emozioni e l'obiettivo di questa settimana dopo aver passato il primo turno è quello di passare anche il secondo, perché è giusto avere la giusta ambizione per poter a raggiungere i propri obiettivi.
Sarà una partita sicuramente tosta, perché loro è una squadra sì di qualità, ma hanno anche elementi di categoria che saranno fastidiosi da affrontare, sono tignosi, sono rognosi, quindi dobbiamo essere bravi a continuare col nostro mantra che abbiamo nello spogliatoio, di ordine e disciplina, come diceva il mister, e di quel sentimento di difendere la porta e di non subire gol. Da lì dobbiamo partire. Sappiamo che dobbiamo vincere, però le partite sono lunghe, durano 90 minuti e anche con tutti quelli che possono entrare dalla panchina ci devono dare una mano. Ma ti dico, io sono abbastanza fiducioso, a me piace essere fiducioso, vedo come ci alleniamo, vedo la voglia che abbiamo nello spogliatoio, quindi sarà una partita difficile perché sulla carta loro sono più forti, però il calcio è bello. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata a tutti.